È stata inaugurata domenica 9 ottobre la 72esima Festa dei Marroni di Combay. La manifestazione, legata al cartello Delizie d'autunno, un'importante iniziativa dell'Umpli Treviso che promuove in tutta la provincia una ricca serie di feste ed eventi autunnali, ha visto la sua inaugurazione ufficiale verso metà mattinata con l'intervento del presidente della Proloco di Combay, Maria Vittoria Moro, del sindaco di Miane Angela Colmellere, che ha sottolineato l'importanza di unire le forze per la promozione del territorio, definendo la Pedemontana Veneta come le colline di Venezia, e dove a tale scopo d'unione era presente anche il sindaco di Pederobba Marco Turato, l'altro polo che assieme a Combay è di rilevanza nazionale per la produzione di marroni. Sono intervenuti poi l'Associazione dei produttori del marrone di Combay IGP ed il presidente di Umpli Treviso Giovanni Follador. Prodotti locali, artigianato, ma anche natura, sport e spettacolo. Sono questi gli ingredienti della 72esima edizione della Festa dei Marroni di Combay, che torna ad animare lo splendido borgo trevigiano tra le colline del Prosecco. È una grandissima soddisfazione anche perché vediamo che tutto il paese è coinvolto, sia dei bambini agli adulti e ai nonni. È stata una cultura nel nostro tempo che ci hanno tramandato e noi tramanderemo per tenere vivo questo paese. Una kermesse da 80.000 presenze dedicata al marrone locale IGP, una delizia da gustare sul posto approfittando di tantissimi appuntamenti in programma, ma anche delle proposte didattiche per le scuole, delle escursioni per comitive e dai menù a tema nei ristoranti della zona. Ricordiamo infatti gli appuntamenti del venerdì con le specialità culinarie da abbinare alla combaiota, la birra e i marroni, ma anche gli appuntamenti degli altri giorni feriali dove ogni sera verrà proposto un originale piatto a base di marroni e nei sabati e domeniche anche a mezzogiorno. Per gli amanti dello sport ricordiamo anche gli eventi della domenica con importanti escursioni e passeggiate guidate. Questa è la nostra sfida, il nostro impegno che è partito già da alcuni anni per lavorare tutti insieme appunto su questa strada. Credo che sia importante l'unione, unirsi, condividere degli obiettivi di un percorso che ci portino poi a promuovere sempre di più e sempre in maniera unita il nostro prodotto e il nostro territorio. Ci credo fortemente. Un evento reso possibile grazie ai tanti volontari dell'organizzazione, che per quasi un mese saranno in prima linea nel mettersi a disposizione a favore della promozione di questa piccola comunità arroccata nelle prealpi venete. Il volontariato è la base di queste feste, perché non si potrebbe fare niente se non ci sono volontari che lavorano gratuitamente e che si prestano giorno e notte a lavorare nel territorio, e quelli che lavorano in questo territorio lo amano, di conseguenza amandolo danno il meglio di loro stessi. Questa festa non a caso ha 72 anni, è un compleanno assolutamente importante e questo obiettivo così importante è stato raggiunto grazie alla buona disponibilità, alla generosità di tante persone che nel tempo si sono adoperate per farci stare bene, e credo che la ricetta e il segreto di questa Proloco, di questo gruppo, sia proprio il rinnovarsi continuamente, offrire iniziative nuove, offrire momenti appunto diversi e anche creativi che possano segnare il passo appunto anche nel tempo. Quindi veramente il mio grazie di cuore va a tutte le persone che credono a queste manifestazioni e continuano a lavorare proprio con la libertà d'animo e di cuore. L'appuntamento è quindi fino al 1 novembre, tutti i giorni tranne il lunedì a Combay con la 72esima Festa dei Marroni. Tutte le info e il programma completo nel sito internet www.combay.it.